12ª giornata Serie A Lega Calcio 8, partita fondamentale per il Cotton Club, la grande occasione di riagganciare al primo posto la Roma Green Club, distante 3 punti. A sfidarli sul campo dell'Empire c'è l'Ad Maiora. E andiamo velocemente a leggere le formazioni dei ragazzi in campo. Ovviamente il Cotton Club in tradizionale maglia nera, in attacco da destra verso sinistra, si schiererà in campo con numero 44 Barbarella, 90 Blandino, 23 Conti, 4 Empoli, 6 Innocenzi, 32 Le Rose, 7 Monteforte, 24 Nolano, in porta Santarelli, Tinazzi con il numero 10 e Zamperin numero 21, ovviamente il capitano Ad Maiora. L'altra parte del campo maglie rosse, 13 Albanese, 15 Cannone, 6 Cortesi, 11 Di Francesco, Mazzoni, numero 2, in porta Mencarini, Messina col numero 8 e Demetrio Tolli, vice capitano, numero 10. Grazie. Tutto è pronto, eccoci qui, squadre disposte al cerchio di centrocampo. Cotton Club, l'abbiamo ricordato, secondo in classifica, 24 punti per loro e grande occasione, la Roma sarà impegnata con la Lazio nel derby, prima giornata, ricordiamolo, del girone di ritorno. All'andata terminò 5-2 per le maglie nere, vediamo se sapranno riconfermarsi adesso che la Lega è al culmine dell'importanza e ogni partita può valere qualcosa. Pallone controllato qui sotto di noi da Blandino. Va lungo, trova l'appoggio Empoli verso il centro, poi allarga, c'è già da solo a reclamare il pallone Le Rose, il pallone arriva adesso ma lo stoppa Mencarini, il primo tiro in porta era forse più che altro un cross e allora Ad Maiora alla ripartenza, pallone toccato sul lato di sinistra e Mencarini chiede lì il pallone, il pressing altissimo di Empoli che infatti gli porta via il pallone, finisce anche a terra. Aspettiamo l'ok per battere questa rimessa laterale. È calcio di punizione, scusate, assegnato al Cotton Club. Siamo circa al secondo minuto di gioco. Pallone battuto corto e anche spizzato da un giocatore in maglia nera. E allora si riprenderà dalla rimessa dal fondo affidata a Luigi Mencarini. Ma attenzione perché già pericoloso in ben 2 occasioni il Cotton Club, che sembra intenzionato a mettere la partita sui binari giusti fin dall'inizio, un approccio alla gara che abbiamo imparato a conoscere per le maglie nere. Attenzione perché l'Ad Maiora si porta in avanti, il pallone controllato, poi arriva un tentativo di diagonale da parte di Di Francesco, la palla è fuori, non si preoccupa Santarelli. Ed eccoci allora alla ripartenza da fondo campo, il cambio di gioco arriva adesso sui piedi di Blandino, tocco al centro, efficace, difende il pallone Nolano, poi torna all'indietro per Santarelli che va lungo a cercare il controllo di Le Rose che si era però decentrato sull'out di destra, controllo il pallone lungo, Ad Maiora che ci riprova, non passa, c'è Nolano a controllare. Ancora il numero 24 si sposta come al solito verso il centro, c'è largo qui sotto di noi Empoli, eccolo servito, Empoli la sovrapposizione di Blandino alla sua sinistra, va con il destro e poi la conclusione di Empoli, pallone laterale, questa volta sì, davvero pericoloso, il Cotton Club, terzo minuto, palla fuori. Invita a un rinvio alto il direttore di gara. Eccoci qui, ripartiamo, pallone spizzato e finisce il pallone poi dalle parti del numero 2 che conclude fulmineo in porta, ci ha provato Mazzoni, Santarelli attento, prima vera parata della partita al quarto minuto. In avanti il Cotton, pallone lunghissimo, Cortesi lo stop con il petto, aggiusta poi il pallone, vuole far ripartire la squadra, c'è Empoli per lui, però alla fine lo manda a vuoto Cortesi, ottima l'azione del numero 6 che lancia di nuovo speculare a poco fa Mazzoni.
Pallone questa volta troppo lungo, controllato da un Cotton Club che si sta un po' esponendo, ma è necessario ovviamente per forzare la gara come vuole la squadra in maglia nera, che vuole assolutamente portarsi in avanti il prima possibile. Già ci ha provato in un paio di occasioni, non preoccupando veramente Mencarini. Solo Ale! Prende un po' di tempo Santarelli per rilanciare, c'è Nolano lì davanti a lui. Il pallone va in direzione di Zamperini, poi dalle parti di Le Rose. Attenzione a Le Rose che regala infatti palla ad Maiora, il tiro poi è centrale, poteva fare di più la squadra in maglia rossa. Attenzione il lancio in avanti, il controllo un po' difficoltoso, ma comunque efficace. Poi palla recuperata dall'Ad Maiora, quinto minuto, pallone messo al centro, il controllo con il fisico di Blandino che sbilancia l'avversario, poi tocca verso Santarelli prendendosi anche qualche rischio. Santarelli lunghissimo in direzione del compagno, c'è una spintonata senza fallo secondo il direttore di gara. Si riparte con Empoli qui sull'out di sinistra, Empoli all'indietro per Blandino, poi al centro Nolano, spazio Nolano, pensa anche al destro, arriva il missile, palla fuori. Pallone in direzione di Tolli, all'indietro Tolli, chiama in causa Cortesi. Empoli, recuperato il pallone di Cortesi, prova ad andare via Empoli, alla fine ci mette il fisico l'Ad Maiora che prende palla, riparte, già schierata la difesa del Cotton, ma attenzione perché c'è solo dall'altra parte Albanese, prendono un po' di tempo, indicano il numero 13 che viene servito adesso colpevolmente in ritardo, infatti l'apertura è fuori. Si arrabbia un po' Blandino. La squadra si era riversata in avanti lasciando sguarnita la sua fascia. Per sua fortuna non hanno letto bene l'azione i ragazzi in maglia rossa. Il pallone nel frattempo dall'altra parte, la chiusura efficace dell'esterno basso sinistro dell'Ad Maiora. Nolano. Nolano, Blandino. Blandino al centro per Zamperini, pallone lungo, il controllo, attenzione perché si è inserito Le Rose, il pallone torna invece all'indietro. Minuto 7, ben schierata la difesa dell'Ad Maiora con Cortesi che si è già reso protagonista di un paio di belli interventi. Il pallone adesso è centrale, vediamo il controllo di Le Rose, ma male l'apertura sull'out di destra e allora ancora in avanti l'Ad Maiora. Prova ad andare via Cannone, alla fine subisce fallo, gioco fermo, calcio di punizione. Cortese. Buono il tocco centrale, malissimo invece il numero 13 Albanese che poi torna a chiudere di persona ed allarga di nuovo. Buona la possibilità di ripartenza di Francesco si fa mezzo campo, alla fine va ad impattare su Zamperini, arriva comunque la possibilità della conclusione per Messina, il tiro strozzato finisce dalle parti di Santarelli che tocca e serve il compagno Nolano. C'è Empoli che chiama palla qui sotto di noi, ma invece da solo Nolano, alla fine si appoggia Blandino sulla sinistra. Blandino si accentra, vede il compagno largo, prova invece ad andare addirittura col destro, alla fine allarga perfettamente. Bello il cucchiaino per Tinozzi che poi trova un pallone deviato, attenzione perché poteva andarci Blandino, rilancia in avanti l'Ad Maiora che ha di nuovo spazio, non perde un centimetro Nolano che chiude gli avversari, poi tocca in avanti, possibilità di cross, arriva adesso il controllo, il mancino, piazzato, palla fuori di pochissimo, ancora bella occasione per il Cotton Club all'8° minuto. Pallone lungo, male questa volta Mencarini, infatti il pallone finisce largo per Empoli che va con il mancino, il diagonale, l'1-0 del Cotton Club, partendo da una rimessa sbagliata si portano avanti le maglie nere con l'inserimento ed il diagonale di sinistro di Alessio Empoli, 1-0 al 9° minuto.
Si lamentano un po' i ragazzi in rosso, volevano il rilancio coi piedi, ma ciò non è possibile per il regolamento. Adesso il Cotton è avanti, 9 minuti. Serve da vedere le statistiche dei gol segnati in avvio di partita per il Cotton Club, perché è una ricorrenza ormai quasi fissa. Il pallone nel frattempo è largo, poi diventa una specie di conclusione provata da Mazzoni. Male però, palla alta fuori alle spalle di Santarelli. Sei solo, Ale! Tienila Fabio! Pallone verso il centro, prova a metterci il fisico lo stesso Mazzoni, attenzione perché rischia di nuovo qualcosa Mencarini, marcato veramente strettissimo dai ragazzi in nero, costretto a tentare la giocata sempre più difficoltosa, il numero 1 dell'Ad Maiora. Recuperata palla nel frattempo da parte di Zamperini, il tiro all'indietro, toccato e allora rimessa laterale per il Cotton Club sotto di noi. Nolano, Blandino, largo Blandino, controllo, poi Nolano con il mancino largo dall'altra parte del campo per Tinazzi. Tinazzi riceve ancora, prova ad andare via Nolano, perde un rimpallo che potrebbe costargli caro, alla fine arriva il fallo commesso dallo stesso numero 24 ai danni di Emanuele Messina. Di Francesco, stop, pallone scalciato con foga da Tinazzi, rimessa laterale, minuto 11 di gioco. Di Francesco, c'è largo Mazzoni, Di Francesco si appoggia invece all'indietro per Albanese. Albanese va poi dall'altra parte, c'è Lerosi a chiudere e poi si riparte di nuovo da Cortesi. Largo Cortesi, bene, però va giù senza fallo Mazzoni, pallone recuperato da Blandino che poi parte verso il fondo del campo. Blandino si porta il pallone sulla sinistra, uno spalla contro spalla bello, elegante, con cui Di Francesco va via e serve in avanti lo stesso numero 2. Poi subito raddoppiato Mazzoni, Di Francesco di nuovo al centro, mette un po' in difficoltà Cortese che a sua volta fa di tutto per fare la cosa più difficile, alla fine prova a servire Mazzoni, il pallone recuperato, non ci aveva creduto Mazzoni. Momenti di leggera confusione difensiva per l'Ad Maiora, con il Cotton che recupera palla e riparte da Tinozzi. Nolano, lungo Nolano, Empoli. Nolano e Zamperini ad impostare come al solito la manovra delle maglie nere, pallone toccato da Empoli, frettoloso, poi Cortesi in avanti, molto bravo a servire il numero 10 Tolli, di nuovo che prova ad andare anche con il mancino, in spalla contro spalla con Zamperini, lo aiuta il fisico al numero 21 che spinge letteralmente via l'avversario, poi serve di nuovo in avanti la possibilità in velocità per il Cotton, un po' frettolosa la manovra ma questa volta efficace, allora il controllo di Lerose chiuso strettissimo da Cannone. Nolano riceve al fine palla, poi qua c'è Blandino sotto di noi. Manovra avvolgente del Cotton Club, Lerose allarga, Cempoli, pensa al cross il numero 4, poi torna all'indietro per Tinazzi che manda a vuoto l'avversario, si prende il fallo, gioco fermo. Attenzione, pallone battuto subito in direzione di Mencarini, sembrava poterlo controllare, invece è rimbalzato davanti al numero 1, è diventata una parata importante, 13° minuto. Pronti al calcio d'angolo per il Cotton Club. Pallone battuto teso verso il centro, addomesticato e poi rilanciato in avanti per l'Ad Maiora, Albanese. Tocca per Cannone, poi largo, poi di nuovo Cannone. Lungo Cannone cerca e trova Albanese, che rientra marcato stretto da Empoli. Cortese. Lunga la sfera in avanti, poi corto il passaggio per Di Francesco, recuperato, poi di nuovo Zamperini a domestica, riesce anche a servire Nolano in avanti, bello il tocco, attenzione perché si va quasi alla conclusione, arriva adesso il mancino, il gol del 2-0 del Cotton Club al 14° minuto, ancora un diagonale, ancora di sinistra, ancora da quella fascia, il raddoppio del Cotton Club dopo 14 minuti. Va bene, Pippo,
È arrivato da parte di Monteforte dunque il gol del raddoppio di un Cotton Club che con la classe che gli conosciamo si appresta a chiudere la gara già a metà di questo primo tempo. Vediamo come reagirà l'Ad Maiora, che ovviamente a questo punto non può pensare di risparmiarsi. Si lancia infatti in avanti con Cortese, che è salito nel punto più alto del campo fino adesso. La sua partita finora non era mai uscita dalla propria metà campo. Attenzione, il pallone è controllato, nel frattempo il raddoppio davanti all'area, poi Cortese, mancino per Cortese, Cannone, il rimpallo lo favorisce, bello il pallone addomesticato, di nuovo Santarelli ci deve mettere i guantoni, la conclusione di collo pieno provata da Tolli. Corner battuto centralmente, Cannone, c'è Monteforte su di lui, Cannone va all'indietro, cerca e trova Mazzoni, tutto di prima l'Ad Maiora, che poi prova ad entrare di nuovo con il suo numero 8 Messina. Si perde il pallone dietro Messina, il cambio di gioco arriva adesso, buono per Empoli, può ripartire il Cotton Club. Blandino, Nolano, Zamperini, Blandino, Tinazzi, Monteforte, scusate, stessa fascia e stesso copricapo di Nozzi e Monteforte. Nel frattempo ha recuperato palla l'Ad Maiora, attenzione, il pallone centrale, non è niente male arrivare anche a concludere Albanese a porta spalancata davanti a sé, ha provato ad aprire il piattone, palla alta. Chiamato il time out in questo istante, ci fermiamo anche noi, 16° minuto. Pronti a ripartire, 17° minuto, segnalato dal direttore di gara, dunque 8 minuti al termine del primo tempo che si avvia a concludersi sul 2-0 per il Cotton Club, con un Ad Maiora comunque presente in campo, almeno un paio le conclusioni degne di nota. Blandino nel frattempo sotto di noi, come al solito il cinismo che contraddistingue il Cotton Club, che non spreca un pallone una volta superata la tre quarti avversaria, arriva sempre a concludere, e il più delle volte anche dentro la porta del povero Mencarini. Il pallone nel frattempo è lungo, il tocco bello di Monteforte per Blandino, Blandino prova anche ad aprire il piattone, poi Monteforte addomestica, va con il destro, palla fuori, che cosa ha provato Monteforte? Di nuovo in avanti il Cotton Club, ancora dalle parti di Tinazzi, poi di nuovo Monteforte, il mancino, il pallone passa ancora toccato, e nonostante ciò il 3-0 del Cotton Club. Minuto 18, ancora la doppietta di Matteo Monteforte, partita che forse già si chiude. Tutto secondo i più rosei piani qui all'Empire, con il Cotton che ha già messo in ghiaccio la gara, a meno che ovviamente non ci aspetti qualche tracollo clamoroso, che però la squadra di Maurizio Giuseppucci non è proprio abituata a mostrare, anzi forse uno degli organici più solidi da quel punto di vista, intendiamo caratteriale, della Serie A. Pallone lunghissimo di Santarelli in direzione di Monteforte, lo stop forse con un braccio, non secondo il direttore di gara, allora Monteforte serve Nolano, rallenta un po' l'azione, poi serve di nuovo Monteforte, Zamperini, Nolano, prende tempo Nolano, poi sventaglia in direzione di Monteforte, bello lo stop con il petto, attenzione a Monteforte che va per la tripletta e la segna anche questa, di nuovo lui, di nuovo Matteo Monteforte. 4-0, 19 minuti nello spazio di 120 secondi, la partita si chiude sempre di più per il Cotton Club. Fa tutto Monteforte, e a questo punto
Diventa difficile anche solo restare in campo per i ragazzi dell'Ad Maiora, che devono limitarsi a divertirsi e contenere il passivo, che di questo passo rischia di farsi pesante. Di Francesco, largo per Cortese, vede un'apertura Cortese, serve poi Mazzoni. Cortese, di nuovo centrale, partito di Francesco, eccolo servito, attenzione al numero 11, il destro deviato per il calcio d'angolo, no, non c'è stata deviazione. Nolano, Zamperini. Pallone largo per Tinazzi. Prova ad andare in velocità, Tinazzi sopravvaluta il proprio scatto e allora lo contiene Cannone. C'è Mazzoni dall'altra parte solo, vanno invece in direzione di Cortese, poi servito adesso Mazzoni. Scattato Mazzoni, eccolo servito in velocità, molto bene Mazzoni, prova ad andare via Nolano. Impresa difficile Blandino, scusate, poi Mazzoni di nuovo verso il centro, c'è Alfine a contenerlo Cristian Conti, si prende il fallo e si riparte da Tinazzi. 3 minuti e mezzo al termine del primo tempo, punteggio un perentorio 4-0 per le maglie nere. Conti, Nolano. Nolano largo, bene a servire Tinazzi, Monteforte si era già inserito. Conti, Nolano. Nolano centrale, Empoli restituisce il pallone, c'è Monteforte che si è allargato, con il mancino ci pensa 2 volte, poi va all'indietro per Tinazzi, ecco il numero 10, Tinazzi diventa un pallone centrale per Empoli che lo controlla e riesce addirittura a imbeccare per lo stesso numero 10 con un tocco di testa. Contenimento forse falloso, la rimessa laterale è invece per il Cotton Club, di nuovo Empoli. Prova ad entrare Tinazzi, Mencarini al controllo, Mazzoni. Di Francesco, largo di Francesco, scambiato con Mazzoni, prova ad allargare di Francesco e ce la fa bene per Cortesi. Cortesi al centro, provano anche ad andare via e prende anche il fallo Demetrio Tolli, calcio di punizione. Fabrizio sulla palla, va. Santa, strilla quanti ne vuoi, dai. Calcio di punizione, una posizione un po' arretrata ma comunque appetitosa per l'Ad Maiora. A battere va il vice capitano Demetrio Tolli. C'è anche un'altra maglia rossa di fianco a lui. Difesa barriera disposta da Santarelli, vediamo Empoli, Nolano e ovviamente Monteforte per l'eventuale ripartenza del Cotton Club. Si perde qualche secondo, il cronometro segna 24. C'è spazio forse per un altro paio di azioni, poi si andrà al riposo, vediamo se riusciamo a batterla. Si è allontanato nel frattempo Tolli, è rimasto soltanto Albanese insieme a Messina che si allontana a sua volta. Punizione più sudata di sempre e finalmente può andare Albanese con il mancino. Albanese impatta addosso a un ragazzo in maglia nera proprio lì, si trattava di Blandino che va addirittura a commettere fallo. Di nuovo calcio di punizione con l'Ad Maiora che guadagna qualche metro, si sposta di corsia, questa volta batterà dalla destra,
Ci sono di nuovo Albanese, arrivano anche Messina e Di Francesco. Sembra intenzionato ad andare Di Francesco con il collo sul primo palo forse. C'è anche la possibilità di uno schema, ma invece in conclusione colpisce ovviamente le ginocchia della barriera disposta a pochi metri da lui. Difficile far passare il pallone in quella maniera. Attenzione perché l'ha recuperato nel frattempo. Poi la conclusione, Santarelli in 2 tempi. Attenzione, chiamato a rispondere subito Blandino. Bella parata del numero 1 in maglia nera. Attenzione perché il pressing adesso è altissimo per l'Ad Maiora. Troppo frettoloso nel perdere però il pallone. Giustamente l'Ad Maiora sul 4-0 non ha più remore, si lancia in avanti, occupa gli spazi e raddoppia anche nell'area avversaria. C'è Tinazzi, cerca e trova lo stop di Empoli, Doplice fischio, andiamo al riposo sul 4-0. Rieccoci qui per il secondo tempo. Cotton Club, Ad Maiora, Cotton in possesso del primo pallone di questo secondo tempo. Gestisce palla l'Ad Maiora, attacca gli spazi Monteforte. Attenzione lì davanti a Cortese che riesce comunque ad allargare. Cortese poi di nuovo lancia un campanile in direzione del povero Mazzoni, sovrastato da Zamperini. Controllo, attenzione che va in causa Conti che allarga in direzione lo stesso Monteforte che commette anche fallo, gioco che si ferma. Nolano, Conti largo, cerca e trova Empoli, chiuso da Cortese. Piuttosto buona la partita del capitano centrale dell'Ad Maiora, che ovviamente ha gioco difficile in quella parte del campo, anche per via degli spazi necessariamente lasciati dai compagni di squadra. Zamperini, Empoli, c'è la rosa dall'altra parte, eccolo servito, poi all'indietro. Tinazzi e di nuovo da Conti. Zamperini, Tinazzi, Empoli, Conti, Nolano. Nolano, Monteforte, controllo così questa volta. Le Rose, Nolano, Le Rose, restituisce il numero 24, il pallone passa, rimessa laterale. Monteforte, passaggio un po' corto all'indietro. Si vanno un po' a complicare la vita ai ragazzi del Cotton, poi Santarelli allarga per Monteforte che a questo punto fa la fase difensiva qui da terzino destro. Conti, largo per Tinazzi che addomestica così forse commette fallo, si prosegue forse per il vantaggio. Albanese è toccato al centro, Tolli Di Francesco, attenzione perché è caricato, nel frattempo c'è il compagno lì sulla destra, di nuovo da Cortesi, Tolli, Monteforte, largo, adesso c'è spazio per Le Rose va addirittura verso la porta, poi va in conclusione, palla fuori. Riparte in avanti l'Ad Maiora sulla fascia di Mazzoni, ha corso molto il terzino destro in maglia rossa. Attenzione allo stop di petto così di Conti che forse va anche a commettere fallo, poi Messina spalla contro spalla riesce anche a abbassare e tranquillo ci mette il fisico Nolano. Poi Zamperini gioca col fuoco lì, vediamo se riesce a uscire il Cotton, ce la fa adesso con la rimessa dal fondo.
Nolano, Zamperini, Empoli, cambio di gioco in direzione di Tinazzi, Le Rose, sta quasi entrando in area il Cotton, il rimpallo arriva a momenti a favorire Le Rose, poi Mencarini, serie difficoltà in questa fase, l'Admaiora che infatti perde ancora un pallone e meno male che non passa in direzione di Tinazzi perché sarebbe andato in porta da solo. Pallone consegnato alle Rose, sembrava un fallo di mano, non c'è nulla. È arrivata nel frattempo la conclusione comunque centrale da parte del numero 32. Quinto minuto. Partita adesso necessariamente più confusa, visto che a meno di ribaltoni l'esito appare scritto. Nolano, Le Rose all'indietro, Nolano allarga per Zamperini. Empoli restituisce a Zamperini, c'è Tinazzi qui da noi che reclama pallone, infatti lo riceve. Largo Tinazzi che dà proprio retta alle parole di Santarelli, qui da noi che invitava a non forzare il pallone. Impiega circa un quarto di secondo il Cotton Club a recuperarlo, poi allarga in direzione dello stesso Empoli. A spazio il numero 4 ci va di doppio passo, entra in area, pensa anche all'assist alla fine, il raddoppio di Cortese, arriva in tempo a portare via il pallone al numero 4 che stava andando a servire l'assist del quarto gol personale di Monteforte. Tentativo di ripartenza da parte dell'Admaiora, di nuovo Cortesi. Spalla contro spalla di Di Francesco. Buona l'azione in solitaria del numero 11 dell'Admaiora. Vediamo cosa tenta Mazzoni a questo punto. C'è Messina da solo dall'altra parte che reclama palla, si affinano invece al numero 10 in percussione centrale, il pallone arriva tardi, adesso in direzione di Cannone, poi occhio a Messina. Commette fallo il numero 8, gioco fermo, minuto 7, 4-0 Cotton Club. Pallone larghissimo di Monteforte, poi restituito verso il centro per Blandino che addomestica un po' in difficoltà e alla fine riesce ad allontanare Mencarini. Controlla bene Tolli. Tolli al centro, c'è una spintonata senza fallo di Francesco largo. Albanese. Largo Albanese a cercare di trovare Tolli che però perde palla sui piedi di Tinazzi, prova ad andare via Blandino in scivolata, gli porta via palla Cannone che poi va anche verso la porta avversaria, poteva andare da solo, preferito servire Messina. Conclusione di Francesco, nel frattempo deviata, rimbalza fortunosamente quasi in faccia a Santarelli. Tinazzi, sotto di noi Tinazzi, preso in controtempo lo stesso numero 10. Cannone al centro, Cannone ha servito Tolli, poi palla larga recuperata dalle Rose e con calma il Cotton Club che non ha ragione di forzare l'azione in attacco. Zamperini, Le Rose, c'è Monteforte che trotterella dall'altra parte della fascia. Conti. Le Rose riesce anche a passare, Le Rose però in pallo, favorisce Monteforte, attenzione Monteforte ci pensa, serve invece per il compagno che va con il destro, il 5-0 del Cotton Club. C'è spazio anche per Ludovico Le Rose su assist ovviamente di Matteo Monteforte, il 5-0 al 9° minuto.
Tinazzi e Blandino discutono, ma la partita ormai molto poco da dire. Le Rose, bella l'azione di Le Rose comunque da evidenziare. Poco fa si era visto poco il numero 32, invece è andato a prendersi un gol quasi interamente suo, c'è spazio per l'assist e il movimento come al solito perfetto di Monteforte. Il pallone lungo nel frattempo, attenzione perché si era inserito molto bene Domenico Demetrio Tolli. Santarelli senza problemi ad addomesticare, poi rilancio dall'altra parte del campo, allungato il pallone di testa in direzione di Monteforte. Attenzione a Monteforte, il pallone consegnato, poi Blandino, puoi mettere anche lui il timbro, ci trova il guantone di Mencarini, la parata più bella del numero 1, arriva però sul 5-0. Calcio d'angolo per il Cotton Club, siamo all'11° minuto, attenzione, il pallone è quasi passato verso Zamperini, con la spalla è riuscito ad allontanare la sfera Cortesi. Cannone all'indietro, Admaiora alla rimessa qui sotto di noi, sfera all'indietro verso Di Francesco che serve Cortesi, lungo a cercare Tolli e trovando Zamperini. Tolli, largo Tolli, trova di nuovo Zamperini in 1 contro 1 con Albanese, fa passare il pallone verso Nolano, ci pensa Nolano, c'è Cortese che chiude, attenzione il pallone diventa quasi un assist per Monteforte, l'ennesimo. Conti, stop e palla all'indietro verso Zamperini che chiama Santarelli. 12° minuto del secondo tempo, partita sul 5-0 per il Cotton Club. Monteforte va ad attaccare lo spazio, il pallone arriva dalle parti di Albanese che si proietta in avanti, serve il compagno sull'out di destra, si tratta di Mazzoni che conclude, il tiro è deviato, calcio d'angolo per l'Admaiora. Ecco il corner battuto verso Tolli, pallone quasi controllato da Di Francesco, poi esce con tutta la calma del mondo il Cotton Club, il no look che si concede Nolano, poi Monteforte riesce a servire il compagno, eccoci qui dall'altra parte del campo, il pallone controllato, il destro dello stesso numero 24, la palla è fuori, strozzata male da Nolano, non ha certo bisogno di gol della sicurezza il Cotton Club, ma in occhio merita la classifica, possono far comodo. Attenzione a Nolano, serve Monteforte, Monteforte ci pensa, rientra poi sul destro, si immola in scivolata a chiuderlo Cannone. Calcio, no, non calcio d'angolo ovviamente, scusate, rimessa laterale, Cotton Club, eccola qui battuta subito, Tinazzi, Conti, all'indietro Zamperini verso Santarelli, eccolo qui, c'è Tinazzi da solo che aspetta solo il pallone, invece viene lanciato in avanti verso Nolano che lo lascia sfilare di esperienza, poi conclude, palla fuori. Chiamato il time out dalle file dell'Admaiora, ci fermiamo anche noi qualche secondo, il minuto è il 14° del secondo tempo. Ripartiti in questo istante il 5-0, minuto il 14, poco più di 10 minuti al fischio finale. Partita che si è chiusa dopo circa 15 minuti di primo tempo. Il resto che si vede sono i proverbiali puntini su lei per il Cotton Club, che però regala di nuovo palla a Tolli, merito dell'Admaiora di aver comunque giocato per tutta la gara, tentando a più riprese l'assalto all'area di Santarelli, difesa strenuamente dai soliti invalicabili Zamperini, Conti, in questa occasione Tizzone. Attenzione a Conti che chiama ad intervenire Santarelli, mancino largo di Santarelli, Empoli
Ottima la partita anche di Empoli, lì laterale. Male il tocco di Nolano che costringe a correre Tinazzi, scusate. Forse c'è un fallo ai danni di Di Francesco, ma invece da solo Di Francesco serve il compagno. Attenzione, bella possibilità e Santarelli ci mette ancora il guantone di riflesso puro. Rimessa laterale ad uscire per il Cotton Club. Monteforte quasi porta via palla. Lunghissimo il rilancio, attenzione, il pallone viene spizzato verso Santarelli, diventa una sponda al proprio portiere, quella di Conti. Zamperini a un passo dall'assist a Tolli. Admaiora, centrocampo, pallone scodellato, ci mette la testa Zamperini di pura fiducia nel suo portiere, spizza il pallone quanto bassa e Santarelli lo tiene là. Tinazzi, Santarelli, rischiosissimo anche qui, poi Blandino in avanti, Monteforte manca l'aggancio. Si concede non poche leziosità il Cotton Club, adesso va a commettere fallo di una partita finora molto corretta. Pallone battuto corto all'indietro per l'Admaiora, c'è lì Tolli che reclama palla, servito, eccolo qui il numero 10, gira su se stesso, tenta un tunnel alle rose, pallone che ovviamente non passa, allora rimessa laterale ancora per le maglie rosse, niente male, la sfera poi arriva il recupero di Zamperini commettendo anche fallo fuori dall'area, ci sembra, sì, è calcio di punizione. Qualche protesta da parte dei ragazzi dell'Admaiora che volevano il calcio di rigore, non che arrivati al 17esimo del secondo tempo sul 5-0 possa significare alcunché, ma mai dire mai. Il calcio di punizione è interessante, è salito Cortese insieme a Di Francesco, il più alto della squadra in maglia rossa. Centro ci sono le torri Zamperini e Conti. Difficile far passare la sfera, vediamo cosa riusciranno a fare i ragazzi dell'Admaiora là sulla destra. Pallone in due tempi toccato malissimo, veramente il sinistro in rimessa laterale addirittura. Tinazzi, non sono poche le rimesse laterali battute da Tinazzi in quella zona del campo. Conti, Monteforte non riesce ad agganciare, Cortese con il fisico lo sbilancia, non serve il portiere ma invece da solo il numero 6 che poi tocca qui sotto di noi per Messina. Largo Messina cerca e trova Mazzoni, si fa qualche metro Mazzoni, il cross arriva adesso per la testa di Albanese che poteva anche saltare, non ci ha creduto, anche qui rimessa laterale ancora per Tinazzi. Blandino, Monteforte, si è inserito Blandino, eccolo lì che reclama palla, Monteforte, Tinazzi, Monteforte, Tinazzi, manda a vuoto Cannone, poi il mancino ad allargare in direzione di Zamperini, bellissimo il gioco di gambe di Zamperini, c'è Empoli lì che reclama palla, eccolo servito Empoli, allarga poi in direzione di Monteforte, sinistro di Monteforte, colpo di testa di Zamperini, palla alta. Sei minuti al termine della gara, pallone battuto piuttosto male da Mencarini, stava diventando un assist, prontamente recuperato dai ragazzi dell'Admaiora.
cannone, poi il pallone in avanti verso Mazzoni, si accentra Tolli e ci mette il piede Empoli, poi di nuovo Conti, molto bene verso Le Rose, apertura elegantissima, come al solito la manovra del Cotton Club, anche adesso che ha più o meno dichiaratamente rinunciato ad attaccare, come è anche naturale che sia visto l'andamento della gara. Le Rose, Conti, lunghissimo il pallone di Conti, direttamente sul fondo. Cambio di gioco verso Cortesi. Tolli, filtrante di Tolli, non vuole passare veramente il pallone per i ragazzi dell'Admaiora che si arrabbiano un po' con loro stessi. Zamperini nel frattempo recupera il 102esimo pallone della sua gara. Blandino servito, Tinazzi a cercare lo stesso Zamperini, sponda, Blandino arriva, si aggiusta la palla sul mancino, gol del 6-0, c'è spazio anche per Federico Blandino, il sinistro, servito sull'assist di Zamperini al 21esimo del secondo tempo. 6-0 Cotton. Si spengono le luci negli altri campi del circolo Empire, via degli Aldobrandeschi, Aurelio, Roma. E tra 3 minuti si chiuderà anche questa gara con la vittoria del Cotton Club, che acchiancia per il momento il Roma Green Club, in attesa ovviamente della sfida, la più importante della giornata, che la Roma muoverà alla Lazio, una Lazio in gran forma, al terzo posto. Commesso fallo ai danni di Empoli. Nessun fischio, molto corretta, ribadiamolo, la partita. Monteforte si impiccia, Zamperini perde il primo pallone della sua gara al 23esimo. Tinazzi, chiamato Santarelli. Le Rose, Monteforte, si è inserito Le Rose, eccoli il pallone per il numero 32 che la mette dentro, il 7-0, arriva adesso al 24esimo ed è la doppietta di Ludovico Le Rose, ancora su assist di Monteforte. Blandino, Empoli, Conti, Zamperini, Monteforte, fallo subito da Monteforte. Le Rose, entra Le Rose, va giù, si prende il fallo e il calcio di punizione. Vediamo Empoli e Tinazzi, sembra intenzionato il numero 10 ad andare
a giudicare dalla posizione di punta piena, infatti ecco qui colpisce la barriera dell'Ad Maiora. Triplice fischio, arriva adesso, arriva su un 7-0 perentorio del Cotton Club che allunga di 3 punti e aggancia virtualmente la Roma Green Club al primo posto ed inizia così il suo girone di ritorno di Serie A.